Stato comincia a dire la ferrovia che c'è in Ungheria è solo ferrovia mia, quindi anche se qualcuno vuole andare da qualche altra parte non può farlo passando attraverso il mio territorio. E voi capite che in queste condizioni crolla tutto il mondo asburgico. Torniamo alla nostra commissione. Il generale Weber ritiene che le condizioni non siano tali da accettare l'armistizio. Devo dire anche che in fin dei conti agli austriaci dell'armistizio in sé non gliene importasse poi molto. A loro quello che interessava soprattutto era la cessazione delle ostilità. Che poi si fosse fatto l'armistizio è un altro conto, ma lì per lì gli interessa solo la sospensione delle ostilità. E quindi loro hanno sempre cercato di dire, beh, intanto sospendiamo le ostilità, poi vedremo le condizioni di armistizio. Questo era una cosa inaccettabile perché voi sapete che lo stato di fatto in diritto e in politica vale più dello stato di diritto. Quindi se gli austriaci erano fermi su Piave, se sospendiamo le ostilità, lì sarebbero rimasti. Invece noi pretendevamo che gli austriaci, per iniziare le trattative di pace, ritornassero sulle posizioni iniziali, cioè all'Isonzo. La guerra doveva finire con noi che, anche se non avevamo guadagnato niente, perlomeno non avevamo perso nulla. Eravamo tornati sulle nostre posizioni. Quindi queste condizioni imposte dai governi alleati non soddisfano molto il presidente della commissione austro-ungarica, il quale chiede allora al generale Badoglio di poter inviare alcuni dei suoi plenipotenziari in Austria per poter sapere direttamente, prospettare direttamente allo Stato Maggiore austriaco e alla Real Casa quali erano queste condizioni di resa. Naturalmente viene concessa questa autorizzazione e in 3 diverse riprese 3 ufficiali vengono riportati dietro la linea austriaca e di là, con i mezzi delle trasmissioni loro, si sono messi in contatto con il Comando Supremo austriaco, che era alla periferia di Vienna, col Ministero degli Esteri. Insomma, riuscirono a comunicare con tutto il mondo e riferirono anche che il parere del generale Webbenau era quello di non accettare l'armistizio. Ma nonostante questa particolarità, da Vienna arriva sempre la risposta: bisogna accettare l'armistizio, bisogna sospendere le operazioni. Per non arrivare all'armistizio e sospendere le operazioni, il Comando Supremo austriaco dice addirittura alle truppe operanti di non imbracciare più le armi, non rispondere più al fuoco degli italiani, sperando che gli italiani, vedendo che loro non reagivano alle nostre azioni di fuoco, smettessero di sparare.
2 addirittura proponeva accordi fra reparti che si fronteggiavano. Dice: bisogna che i reparti italiani convengano con noi che bisogna sospendere le operazioni, ma non firmare l'armistizio. Qui Badoglio è stato molto duro perché quando ha visto che le cose andavano un po' per le lunghe, si è imposto naturalmente e ha preteso di continuare la trattativa. Intanto era giunto da Parigi il famoso ufficiale con il testo francese, che era quello che faceva fede. D'altronde all'epoca, lo sapete meglio di me, la lingua diplomatica era quella francese, nessuno parlava inglese. E quindi riprendono le trattative anche se mancano 3 plenipotenziari che sono andati in Austria per riferire. E naturalmente il povero Webbenau accetta tutte le clausole, perché lo Stato Maggiore e il governo gli hanno fatto capire che bisognava per forza addivenire a questo è vi faccio vedere questo filmato perché questo è stato girato a Villa Giusti, nella stanza dove è stato firmato l'armistizio. Io ho avuto il privilegio di sedermi attorno a quel tavolo e vi assicuro che fa un effetto particolare, insomma. Mi ha profondamente colpito. Questa era la stanza nella quale si svolsero le trattative armistiziali. Mi piace ricordare che c'è una sorta di registro dei visitatori, ma non sono tutti i visitatori, quelli che hanno un certo rango, diciamo. E c'è una firma del 1954 di un colonnello del ruolo d'onore di Genova, c'era il nome e cognome, e dice: io fui quel tenente che accolse il capitano Camillo Ruggera quando venne per chiedere la riunione delle commissioni d'armistizio. Quindi vi dicevo, nonostante la mancanza, l'assenza di questi 3 plenipotenziari, le trattative fra Badoglio, i 5 altri delegati italiani e gli altri 3 austriaci che erano rimasti continuano e alla fine Webbenau accoglie tutte le richieste che erano state, cioè tutte le imposizioni del Consiglio dei Ministri alleati. Quando tornano i 3 rappresentanti, i 3 plenipotenziari austriaci, non vogliono riconoscere la trattativa che aveva condotta il generale Webbenau, diceva non è valida perché mancavano 3 membri della commissione. E quindi male parole verso il presidente della commissione austriaca, male parole anche verso la commissione italiana. E qui c'è uno scatto del generale Badoglio, che dice: basta, allora a questo punto niente più armistizio, la guerra continua. E dice al colonnello Maravigna, che faceva parte della commissione, di andare a sospendere tutti gli ordini conseguenti per l'entrata in vigore dell'armistizio. Quali erano questi ordini conseguenti?
Gli austriaci volevano che la cessazione delle operazioni fosse immediata alla sottoscrizione dell'armistizio, mentre la Commissione italiana diceva: non è possibile far cessare le operazioni immediatamente, ci vuole del tempo che è valutato in 24 ore per poter diramare a tutti l'ordine che entra in vigore l'armistizio. Allora 24 ore sembrano troppe, gli austriaci propongono 12 ore, non c'è niente da fare, devono essere per forza 24 ore. Anzi, Badoglio gli fa un regalo, gli abbona 20 minuti. 20 minuti perché l'armistizio viene sottoscritto alle 15:20. Dopo che è stato sottoscritto, Badoglio dirà: la cessazione delle ostilità, sono le 15:20, sarà a partire dalle ore 15 di domani, 4 novembre. Quindi gli ha abbonato 20 minuti, come se la firma fosse venuta alle ore 15. Ecco, la cosa non è che andò molto a genio agli austriaci, però insomma non c'era niente da fare. La Commissione italiana aveva mostrato tutta la sua determinazione, e anche se, bisogna dirlo, non è che avesse avuto la possibilità di addolcire le disposizioni che erano venute da Parigi. Quindi sì, come ho detto prima, si dovevano accettare in toto senza possibilità di trattativa. La commissione stette lì altri 2 giorni. Intanto cosa succede? L'armistizio viene sottoscritto, siccome per 24 ore la guerra ancora continua, anche se gli austriaci non sparano più contro le nostre truppe, noi continuiamo a fare prigionieri le unità austriache che durante la nostra avanzata vengono superate. Perché? Perché l'armistizio non è entrato ancora in vigore. E questo, devo dire la verità, gli austriaci ce l'hanno sempre rinfacciato, dicendo che noi non avremmo dovuto prenderli prigionieri perché ormai comunque l'armistizio era stato sottoscritto. E veniamo al momento in cui entra in vigore, quindi alle ore 15 del 4 novembre. Da quel momento non si fanno più prigionieri. Nella zona confinaria, la zona diciamo più che confinaria, a cavallo fra la linea italiana e la linea austriaca, si comincia a girare per le strade liberamente. Gli austriaci si danno al saccheggio soprattutto nell'Alto Adige, tant'è che abbiamo proprio casi di popolazione di lingua tedesca che rincorreva gli austriaci con le scope perché cercavano di razziare tutto quello che era possibile. E pensate, in una situazione così precaria, gli unici che hanno aiutato gli austriaci siamo stati noi. Noi abbiamo inviato non so quante centinaia di migliaia di razioni di cibo alle truppe austriache. Non solo. Noi abbiamo inviato nell'inverno del 18-19, che è stato un inverno freddissimo, e nonostante le strade fossero gelate, non si potevano usare le ferrovie perché le ferrovie erano distrutte, quindi si poteva andare soltanto con i mezzi ruotati
abbiamo sfamato la popolazione austriaca. Abbiamo una lettera di una specie di ministro che doveva badare proprio come si dice, agli aiuti alla popolazione civile, che scrive una lettera a un colonnello italiano che era responsabile proprio della parte logistica, quella che ha sfamato gli austriaci, per ringraziarlo, per lodarlo per quello che aveva fatto per loro. Le condizioni di armistizio. Le condizioni di armistizio naturalmente erano pesanti, o pesantissime che dir si voglia, perché intanto imponevano l'arretramento fino alle posizioni iniziali, quindi gli austriaci nella fattispecie dovevano ritirarsi fino all'Isonzo, dovevano lasciare le artiglierie pesanti sul campo di battaglia, potevano tenere alle armi soltanto 20 divisioni solo per la difesa dei confini interni dell'Austria. Il resto niente, dovevano lasciare le mitragliatrici, tutto, locomotive, tutto materiale che sarebbe potuto tornare utile nel caso gli austriaci avessero voluto riprendere le ostilità. Un discorso particolare va fatto invece per la flotta. Aveva una potente marina l'Austria-Ungheria. Quando ormai si era resi conto che l'Austria avrebbe perso la guerra e la cosa non era più recuperabile, il sovrano donò la flotta alla Repubblica Jugoslava, che non esisteva ancora, però cominciava già a delinearsi. Non perché voleva fare un regalo a loro, perché non voleva che la flotta cadesse nelle mani italiane. Quindi quando poi si è discusso di questo armistizio, cosa avrebbe dovuto dare l'Austria alle potenze vincitrici, salta fuori che Weber sapeva che la flotta non c'era più perché l'avevano data agli jugoslavi, ma si era guardato bene dal dirlo. E comunque l'Italia, la Commissione italiana non riconosce questo gesto dell'Austria come un gesto che poteva privare le potenze alleate di quel premio che era rappresentato dalla flotta austriaca. Tant'è che la marina italiana entra nella base di Pola, si prendono la flotta viene recuperata e viene suddivisa in tre: una parte all'Italia che la porta a Venezia, una parte agli Stati Uniti d'America, non vi so dire il perché, ancora non l'ho scoperto, e una parte alla Francia. Quindi c'è anche questo mistero della flotta. Rimane ancora poco da dire. La commissione rientrò in Austria e rimase in Italia il solo generale Weber, perché se ci fosse stato qualche ostacolo nell'applicazione delle disposizioni, avrebbe potuto chiedere il parere del generale Badoglio. Mi sono dimenticato di dirvi che le condizioni d'armistizio non erano contrattabili, però comunque il generale Badoglio, quale presidente della commissione italiana e che agiva per conto delle commissioni dell'intesa,
in caso di controversia fra le due commissioni valeva il parere del generale Badoglio. Quindi il generale Weber si mantiene lì, si resta lì a Villa Giusti, a Padova, resta ancora qualche giorno fino a che la cosa sembra ben avviata, e poi anche lui lascia la sede di Villa Giusti per far rientro in Austria, ma non fa rientro come gli altri attraverso la Val d'Adige, ma attraverso la Svizzera. Intanto nel frattempo Carlo I ha abdicato, si è andato a rifugiare a Madeira con tutta la sua famiglia, lì morirà qualche anno dopo. Adesso lo sapete tutti che c'è un processo di beatificazione. Io non ho niente contro Carlo I, però mi domando come si possa beatificare un imperatore che ha autorizzato l'utilizzo dei gas asfissianti contro i fronti di guerra. E io qui avrei terminato la mia esposizione. Grazie per l'attenzione.